Allora, siamo a Mal da Pramosio alla mattina del giorno precedente, insomma è stato tutto un bel casino. Abbiamo preso, mostra, i panini e proseguiamo con i sentieri. Facciamo un altro giro oggi perché ieri non ci bastava. Allora, decisione presa, andiamo? Sul Monte Paolaro. Bene, si parte. Wanna move my feet, wanna drink my wine. 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 Allora, il percorso ci sta piacendo tantissimo perché dopo le prime due salite il sentiero prosegue lungo il costato del monte e con un sali e scendi dolce, quindi molto facile, e la cosa bella è che è super panoramico ed è una figata. Adesso andiamo avanti e vediamo un pochino com'è. Allora, con questo i 2 giorni di scorribanda sono terminati, il sentiero termina. Come sempre adesso vi rimandiamo alla carta tabacco, vi spieghiamo cosa abbiamo fatto in questi 2 giorni. Via la carta tabacco! Bene, eccoci qui alla carta tabacco. Quello che abbiamo fatto oggi è stato un percorso molto facile ma estremamente panoramico. Siamo partiti dal rifugio Casera Pramosio, abbiamo preso il 404 che inizia tirando su, poi diventa pianeggiante. Questo tratto qui è estremamente panoramico e molto bello, ti fa raggiungere il Monte Paolaro. Dal Monte Paolaro, proseguendo per il 404, siamo arrivati fino al lago di Mon. Chi conosce questa zona sa benissimo che questa parte qui ci sono tantissimi sentieri che sono molto belli, panoramici, insomma vale la pena anche raggiungere il Monte di Mon, noi quel giorno non l'abbiamo fatto. Poi da qui sui nostri passi siamo tornati indietro, 404, Monte Paolaro, fino poi a raggiungere il rifugio di nuovo Casera Pramosio. Allora, questo è il secondo di 2 percorsi che abbiamo fatto in 2 giorni. L'altro è la creta di Timao. Se volete andarlo a vedere lo trovate comunque sul nostro canale. Come sempre speriamo di esservi stati d'aiuto. Il video si conclude qui. Un forte abbraccio da Cristina e Gianluca. Ciao ciao!